Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione del pomeriggio per quanto riguarda le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo purtroppo con la cronaca. Una donna è precipitata nel gruppo del Montasio sulle Alpi Giulie poco dopo le 10:30 di oggi. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, la Guardia di Finanza e l'Edi Soccorso regionale. Per la donna non c'è stato nulla da fare, deceduta a causa delle gravi ferite riportate e ogni tentativo di salvarle la vita è risultato inutile. Al momento non è stata resa nota le sue generalità. Cambiamo argomento, ma restiamo sempre in tema di persone, escursionisti in montagna, perché mentre andiamo in onda è di soccorso e soccorso alpino al lavoro sopra Polcenigo, in località Mezzomonte, per il recupero di un ciclista caduto mentre si trova in sella alla sua due ruote in un burrone. Da quanto giunto in redazione, l'infortunato è stato recuperato con l'ausilio del vericello fissato sull'elicottero. Un tecnico e un medico, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno, come detto, fissato al vericello, con il quale è stato portato in superficie. Da qui il trasbordo in ambulanza verso l'ospedale. Sto valutando se è possibile emanare un'ordinanza di divieto di assembramento, perché se torniamo in zona gialla è un disastro per la città. Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, a fronte dell'aumento di contagi da Covid registrati in città, anche collegati alle manifestazioni No Green Pass. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 23.036 test e tamponi, sono state riscontrate 249 nuove positività al Covid, pari all'1,08%, 5.476 tamponi molecolari, 224 nuovi contagi, con una percentuale del 4,09, 17.560 test rapidi antigenici, 25 casi. Oggi si registrano 3 decessi, uno a Udine, uno a Trieste e uno a Pordenone. Sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre ammontano a 63 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Tra i casi di oggi, per quanto riguarda il personale del Servizio Sanitario Regionale, sono state rilevate le seguenti positività. Nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino, un infermiere, un tecnico di laboratorio e un operatore tecnico. Nell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, 2 assistenti amministrativi, un collaboratore amministrativo, un infermiere, un dirigente medico e un operatore socio-sanitario. Relativamente alle strutture residenziali per anziani non sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre sono state rilevate le positività di 2 operatori, per la precisione a Udine e Duino Auresina. E adesso andiamo a chiudere con una bella notizia, perché primo laureato di nazionalità afghana all'Università di Udine. Si tratta di Tawab Ahmad Mushtaq, 36 anni, rifugiato politico in protezione sussidiaria. Ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria civile del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Alla discussione della tesi di laurea ha presenziato il rettore Roberto Pinton, con lui nella telefoto, che poi ha proclamato dottore magistrale. Tawab ha discusso una tesi sull'impiego dell'intelligenza artificiale per la progettazione avanzata delle infrastrutture stradali, che ha avuto per relatore Nicola Baldo. In Afghanistan ha fatto il regolare percorso di studi superiori per poi conseguire la laurea triennale in ingegneria civile al Politecnico di Kabul. Complimenti anche da parte nostra al neo dottore. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.